qui mi sono un attimo focalizzata su quelli che possono essere i vantaggi nel gestire la trasfusione a domicilio nei pazienti affetti da mielodisplasia, in particolare la riduzione della necessità di trasportare questi pazienti, generalmente pazienti anziani o con difficoltà motorie o pazienti affetti anche da altre patologie che rendono gravoso accedere ai nostri day hospital e che quindi possono trarre un vantaggio dalla trasfusione a domicilio. Ovviamente abbiamo parlato di qualità di vita e questi pazienti possono sicuramente trarre un miglioramento della qualità di vita trascorrendo un minor tempo possibile per la trasfusione in ospedale, cioè a casa piuttosto che nel presidio ospedaliero. L'integrazione poi dell'unità di ematologia con il territorio rappresenta anche un modello di continuità assistenziale di cui ultimamente si sta parlando molto e quindi in questi termini l'assistenza domiciliare è da prendere in considerazione per integrare questo tipo di modello. Chiaramente ci sono anche dei limiti che sono sicuramente il fatto di avere un personale medico e infermieristico dedicato e qualificato ad andare sul territorio ed erogare questo tipo di servizio e il fatto che i pazienti che possono essere gestiti a domicilio sono chiaramente pazienti che hanno delle situazioni croniche ben stabilizzate e non si tratta di casi urgenti che ovviamente vanno gestiti in un ambiente ospedaliero. Per quanto riguarda la realtà di Vicenza, la trasfusione a domicilio è possibile grazie a un progetto AIL che vede la collaborazione di 5 infermieri a rotazione e 2 medici che non sono dipendenti dell'ematologia di Vicenza, ma sono dei medici appunto assunti dal progetto AIL che vanno a domicilio a fare i prelievi e a erogare le trasfusioni. Generalmente il lunedì e il mercoledì si fanno i prelievi, il medico, l'ematologo che ha in carico il paziente visiona l'emocromo, valuta l'eventuale necessità trasfusionale, richiede la trasfusione e il giorno dopo questa viene erogata a domicilio. Il servizio copre soprattutto il territorio comunale di Vicenza e i comuni limitrofi, quindi un limite può essere chiaramente che il paziente che viene da un po' più lontano deve accedere al nostro day hospital, continuare ad accedere al nostro day hospital o venire appoggiato magari a degli ospedali più vicini al suo luogo di residenza che hanno eventualmente degli ambulatori dove possono essere erogate le trasfusioni. Attualmente presso le nostre ematologie abbiamo circa una novantina di pazienti con mielodisplasia, una trentina di questi hanno un fabbisogno trasfusionale cronico. I pazienti attualmente gestiti a domicilio, in questo mese in particolare, sono 13, che non sono i soli pazienti gestiti dal progetto AIL, perché ci sono anche pazienti con altre patologie che vengono presi in carico, in particolare pazienti solo in terapia di supporto o in cure palliative che hanno comunque un bisogno trasfusionale e che quindi vengono presi in carico sul territorio tramite questo progetto e però circa diciamo, un terzo o quasi la metà dei pazienti gestiti sul territorio sono pazienti con sindrome mielodisplastica. Chiaramente trattandosi di un servizio che possiamo offrire comunque in modo
diciamo, tra virgolette, limitato, insomma, va selezionato quello che è il paziente che può venire preso in carico dal territorio, in particolare dando questa possibilità soprattutto a pazienti anziani con importanti comorbidità, pazienti che hanno difficoltà ad accedere al nostro day hospital e viceversa l'assistenza domiciliare e il nucleo di cure palliative che sono invece le realtà territoriali, diciamo istituzionali che vanno sul territorio, si occupano di più di gestire situazioni terminali e di gestire appunto la terapia palliativa, ma non si occupano dell'aspetto trasfusionale e in questo generalmente cerchiamo di collaborare con loro per valutare quelle che sono le esigenze dei nostri pazienti e cercare di integrare al meglio le nostre competenze con le loro.